Io direi di chiudere ovviamente anche con un omaggio a chi ha reso possibile tutto questo, un imprenditore, un gourmet, no? Certo, Come lo sì. chiamiamo? Parlaci di lui, perché l'avevo visto passare prima, però adesso si è un po' fissato, che semmai impegnato. dopo andiamo a vedere se riusciamo a recuperarlo. Ok. Però dici qualcosa Beh, di lui, visto che ci lavori a stretto fianco a fianco. contatto. Beh, Antonio Greggio è il proprietario del Fuel. Fatalità, Greggio, Fuel è un'assonanza caduta così per caso, no? Questo è un analogo molto carino e io lo dico sempre ai miei clienti, perché tutti tutto sommato dicono: ma siamo in una piazza, perché Fuel? Fuel in inglese significa benzina, no? Carburante. Quindi cosa succedeva? Lui ha creato questo ristorante qualche anno fa, indietro, di fianco a una pompa di benzina. E quindi ha fatto questa assonanza carburante, energia per la macchina, cibo, energia per l'uomo, e ha chiamato Fuel. Poi una volta che si è spostato ha continuato a chiamarlo così, perché giustamente bisogna mantenere le proprie origini. Nelle esperienze che ho avuto ho trovato una grande differenza dal passato, rapportandomi con lui. Su certe cose mi ha anche rifatto appassionare e quindi c'è questo rapporto che prosegue e che ha degli obiettivi importanti, insomma, ecco. Questa cosa che torna sempre alla passione, no? In questo lavoro io penso che se non c'è una passione che ti fa muovere, come diceva prima Davide, realizzare un piatto così a secco lo possono fare tutti, ma dentro non c'è nulla oltre gli ingredienti, no? No, c'è una componente del nostro sentire che è fondamentale, ma non solo per il piatto, per tutta l'atmosfera che si genera in questo ambiente lavorativo. Penso che di tutte le esperienze che ho avuto questo ambiente lavorativo, quello del ristorante, abbia delle peculiarità particolari, perché c'è una base di convivenza delle proprie emozioni che è veramente profonda. Quindi si creano delle sinergie importanti tra la sala, la cucina, tra il personale. Che comunque hai trovato un bel ambito di lavoro. Sì, è veramente un bel È un impegno, però dà anche delle gratificazioni. È impegnativo, ma la vita è impegnativa ed è bella per questo, insomma. Certo. E poi dico, voi siete qui che ogni giorno quando aprite avete questo affaccio, un po' di nebbia, un po' di sole, ma sempre comunque un affaccio. È una bella componente, perché io mi sono spostato da un'area di servizio che ho costruito col passare degli anni, però quando sono venuto in questo posto ho sentito che c'è qualcosa di speciale. E tra l'altro hai costruito questo bellissimo affaccio con queste vetrate che praticamente ci fanno stare quasi in Prato della Valle, e questo penso che ispiri anche Davide molto nelle sue ricette, prima si parlava anche di questo. Certamente. Bene, quindi io direi che abbiamo toccato un po' tutto, vi abbiamo un po' portato a conoscere questa realtà che magari già conoscevate, ma che comunque è più bello approfondirla. Esatto. E poi nel proseguo vedrete anche alcuni piatti della serata speciale che abbiamo fatto a quattro mani insieme con Silvia Moro, la mia collega. E quindi adesso non ci resta che chiudere con un bel brindisi, cosa dite? Sì, certamente. Sempre, Eccoci qua. Grazie, quindi grazie a lei. Cin Grazie a lei. al Fuel, Davide Rocco.